patetici, ridicoli e non fanno ridere. Pensano di essere simpatici, ma sono dei qua, schiavi dei poteri forti e servi del potere. Lui è saccente e indisponente, lei è acida come uno stracchino andato a male. Voci fastidiose di una radio noiosa dovrebbero smettere, e invece queste sono le parole che un noto critico radiofonico, Zenigada Libero, sulla sua pagina Facebook presenta i nostri ospiti di oggi: Francesco Lancia e Chiara Galeazzi. Scegliete voi quale poltrona scegliere. Non so se c'è una scelta che potrebbe. Del padre, io... Salve cara. Piacere. Salve, Eccoci benvenuta. Qua. Benvenuti. Finita la birra. È finita subito. Prima di iniziare l'aperitol che è già finita la birra. Faccio come Tinti che vado a pisciare, nel frattempo prendo la birra. Dov'è Tinti? Non è qua, Tinti. Ottavia. Grazie. Ma non era vero che era finita. Però ammazza. Maria Giulia. È finita di nuovo. No. Hai visto che rapidità che abbiamo? Così fa in tempo a scaldarsi. Intanto benvenuti al Comedy Village, grandissimo piacere. L'applauso spontaneo del pubblico vi fa capire che gioia che c'è nell'avervi qua. Questo Aperitalk ha come titolo Comicità e Radio, perché voi siete due voci radiofoniche, lavorate con la comicità, ma prima di parlare di radio io volevo fare un piccolo passo indietro, perché voi siete stati protagonisti di uno dei progetti che durante la pandemia ha intrattenuto centinaia e centinaia di persone sparse per tutto il globo terracqueo, CIT. Com'è stata quell'esperienza? La pandemia, un taglio. È bellissima, no? Sono morte migliaia di persone, una cosa quasi ci manca, non trovi che quasi... Cioè, com'è nato tutto a casa? Allora, era il 9 marzo del 2020, quando l'allora Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ve lo ricordate? Che ridere. Lui fece questo annuncio dicendo tutti a casa, insomma dovete stare a casa, e io nel frattempo stavo preparando un altro progetto per una roba di streaming online che poi non ha mai visto la luce, però ci avevo già tutto acchittato per fare queste cose di streaming online. Poi ho detto va, stasera accendo la telecamera, trasmetto, chiamo De Carlo, il primo che mi è venuto in mente, ho detto accendiamo la telecamera. Francesco era sotto shock perché aveva tutta una serie di spettacoli da fare, quindi era rimasto bloccato da questa cosa. Ho detto va, tiriamoci su. Poi ho chiamato lui è venuto online, poi si è aggiunto Saverio, si è aggiunto Edoardo, sei aggiunta tu, poi Valerio Lundini, insomma a un certo punto Roberto Burioni sta guardando. Come Roberto Burioni? C'è una pandemia, professore, deve andare a lavorare, cazzo, cosa professore. Cosa fai? Oh. Roberto, vuoi venire su online? Certo, viene pure Burioni. A quel punto eravamo io, De Carlo, lei, Lundini, Ferrario, Burioni. Sembra un racconto di Gianni Minà, eravamo io. A quel punto l'assurdo, e abbiamo piano piano, giorno dopo giorno, cominciato a dare questa struttura. All'inizio non doveva essere una cosa che avremmo fatto tutti i giorni, poi lo è stato, e siamo andati in onda tutti i giorni chiamando amici del giro, chi voleva tipo Mario Monti, che tipo Mario Monti, uno stand-up comedian affermatissimo. Perché poi piano piano gli ascoltatori ci hanno cominciato a seguire, a creare la community, e piano piano ci dicevano invitate questo, invitate quello, fino a che invitate Mario Monti. Invitate Mario Monti. Invitato Mario Monti, va bene. Questa era una sfida. Il racconto di come abbiamo invitato Mario Monti è stato meraviglioso, perché mi arriva il numero da non ricordo chi, un giornalista che ci seguiva. Vai, io ce l'ho il numero di Mario. Ah sì, la ragazza. No, me l'ha dato. No, sì, Ferrario che c'ha il numero dei Monti. No, perché lui racconta di averlo incontrato. No, ma io l'ho già visto. Ma come, che senso? Dalla giornalista Giada Messetti, la giornalista che si occupa di cinema, che lavorava in televisione. Dice ce l'ho il numero di Mario Monti. Lo chiamo, anzi gli mando un messaggio: professore, noi facciamo questo e quello, vuole venire ospite? Lui mi dice no, guarda, sto ricevendo un sacco di quindi non vengo a metà stagione. L'ultima puntata di Tutti a casa ci riprovo, dico guarda professore, noi è l'ultima puntata, se vuole venire. E non mi risponde, ma la domenica mattina, me lo ricordo come se fosse oggi, alle 9 di mattina io dormivo, mi squilla il telefono, io guardo il cellulare, leggo Mario Monti, rispondo e lui mi dice guardi, io non sono pratico, però dai, mi sembra una bella cosa, ci sentiamo su Skype, però non ho mai usato Skype e mi devi spiegare come si fa. Io gli spiego come si fa Skype, accendo Skype e Mario Monti, cioè senatore a vita, capo era in mutande e canottiera
sulla webcam e io ho fatto professore, benissimo, intanto piacere di conoscere, con la moglie che passava dietro con la scopa, è stato un momento veramente... Intanto vestiamoci, senatore, e poi... la sera è venuto online e c'eravamo io, te, Edoardo, Francesco e Federica Cacciola. È stato simpatico perché a un certo punto gli abbiamo detto: professore, noi facciamo questa cosa che ogni tanto ci frizziamo per... la fa con noi? Ma sì! E si è frizzato. E lui si è frizzato. Fatto Vabbè, era una pausa naturale dei suoi sì, tempi. probabilmente. Insomma, esatto. E poi salutiamo Mario Monti, il prossimo ospite, Geggia, eccola qua. Esatto. È successo così, è andato così. Chiara, non avete mai avuto paura in quel periodo, contattando tutte queste persone, avendo all'interno di questa stanza Skype tutte queste persone e tutte queste persone di un certo livello oltretutto? Di prendere il Covid, dici? Non si prende online, no, fortunatamente. Di Skype non penso. No, esatto. No, paura di qualche roba. Allora, io fortunatamente spesso ero presente nei cosiddetti momenti seri, cioè con gli ospiti, quelli con cui magari non ti viene neanche da scherzare perché dici magari non so, l'anima istituzionale, non capisce o cose di questo tipo. Quindi, ad esempio, un personaggio come Mario Monti, mi sono ben guardata dall'essere presente in momenti più spaventosi, tipo quando c'era Geggia a cui a un certo punto De Carlo, non so perché, ma ha deciso di chiederle cosa ne pensi del caso Weinstein. E lì, Geggia. insomma, sono tremate le pareti. Quale persona è migliore? Perché Geggia ovviamente non è che ha dato una risposta politicamente corretta. Cioè ha detto, ma sì, alla fine l'abbiamo data tutte, delle cose, cioè così. Quindi, Lì, insomma, in quei momenti... Il retroscena è stato che De Carlo mi fa, ma invitiamo Geggia? E io dico, guarda Fra, Geggia... è un personaggio un po' strano e dice delle cose, ma figure, ma no, mica gli chiediamo dell'attualità, dice lui, gli chiediamo dei film, della comicità. Vabbè, France, però mi raccomando, cerchiamo di stare alla larga dall'attualità. Va bene. Signore e signori, Geggia, dopo 3 secondi, De Carlo, sì. Geggia, ma tu che ne pensi di Weinstein? Sì. E io mi ricordavo, gli mandavo le bestemmie sul cellulare. Se guardate il video si vede lui che legge il cellulare e ride, perché io dicevo, ma che cazzo dici? Ma salutiamo Francesco De Carlo per questi bei momenti, che prima o poi riuscirà a incastrare i suoi numerosi impegni anche chissà cosa pensa con il del caso Comedy Weinstein, chissà. De Carlo. Ma non avete mai avuto invece paura di un'intrusione hacker, di qualcuno che potesse rubare i dati di Mario Monti? Per esempio poteva fare più danni di Lundini? Nessuno. No, devo dire che poi tra l'altro il problema degli ingressi a gamba tesa di hacker sono arrivati, mi sa, un po' dopo, perché poi sono arrivati? No, ricordo che poi c'è stato un periodo in cui appunto molti magari workshop, seminari erano passati dal vivo a Zoom o comunque realtà online, e quindi venivano condivisi link per vedere questi seminari, e ricordo di mie conoscenti che in particolare si muovono sull'attivismo, il femminismo eccetera, spesso si ritrovavano a un certo punto qualcuno che iniziava a occupare lo spazio video e disegnare cazzi e svastiche. Ed era Lundini comunque, esatto, in ogni caso. Esatto. Noi almeno sapevamo della sua presenza e quindi lo lasciavamo fare. Ma sai perché queste tue amiche hanno corso questo rischio e si sono perché non usavano? Ci credo! Non ci credo! No, io non ho firmato nessun contratto. Ferma, io invece sono contentissimo. Io non devo essere presente. È la mia prima! No. Perché? È la mia prima. Perché non usavano NordVPN? Ma vai, ma vieni! Ma dai! Voglio 100 euro. NordVPN è un sistema di VPN, di Virtual Private Network, che tu puoi utilizzare per nascondere il tuo IP e magari utilizzare servizi streaming che in realtà bloccherebbero il tuo IP. In più ti dà crittografia, spazio tanto. Ci abbiamo anche un codice personalizzato, Francesco. Ah, sì? www.nordvpn.com/comedyvillage. Wow, dov'è clicca sul link. Tu, amica di Chiara Galeazzi, se non vuoi più ricevere cazzi, pensa che per sconfiggere il patriarcato, perfetto. NordVPN. Comunque io ce l'ho NordVPN, sul serio, usi NordVPN? Uso NordVPN, Fattarello buffo. Quando è morta la regina Elisabetta, che salutiamo, pace all'anima della regina Elisabetta, noi abbiamo seguito la BBC in diretta grazie a NordVPN, perché se no non te la facevano vedere. Lì ho fatto l'abbonamento a NordVPN per poter vedere come tutti i funerali del mondo, per come vedere la BBC trattava i funerali della regina, e sono stati più morigerati di quelli
di Berlusconi su Mediaset, leggermente più morigerati. Quindi grazie a NordVPN Francesco Lancia è un appassionato di funerali. Sì. Di regine varie. Vero, fatto vero. Quanto Tutta a Casa poi vi è servito in questo progetto radiofonico? Direi tanto. Ok, tanto. questo progetto radiofonico, un progetto che è partito 2 settimane fa, 4 settembre. Sì. Il terzo incomodo, la prima trasmissione radiofonica in cui siete solo voi due. Sì. Esatto, sì, è la prima volta. Quanto è stato importante il percorso di Tutti a Casa e poi in cosa si è trasformato? Tanto perché è successo che noi facevamo un programma in 3 su Radio DJ, io, lei e Frank. Poi a un certo punto c'è stata un po' una rivoluzione di palinsesto e il direttore ci ha detto: ah, guarda, vi devo spostare, vi devo anche dividere come gruppo, quindi vorrei dare un programma a te e a Chiara. C'erano un po' di casini perché c'erano le fasce piene. DJ è una radio piena di personaggioni, c'è il trio, c'è Volo, c'è Linus, Cattelan, insomma è complicato spostare le cose, però per una serie di spostamenti si liberava la fascia serale e noi abbiamo detto: capo, dacci la fascia serale, dacci 22, 30, 24. È un sogno fare la radio di notte, è Capo bellissimo. che è anche il sindaco di Riccione praticamente. Tu Hai arrivi visto? e c'è Sì, lui. esatto. Hai visto Cazzo, quando entri, sarà- c'è la Madonna e poi è Linus. lui. E la Madonna è leggermente meno potente, È un po' più credo di- piccolina. E quindi noi abbiamo detto: dacci a noi la fascia. Ho detto: ma ce l'avete un'idea? E mo l'idea Sì, ci viene. così. Mo, sì. tu dacci la fascia intanto, poi vediamo. E abbiamo creato questo terzo incomodo, che è un programma che conduciamo io, lei e un terzo incomodo, cioè un terzo comico, personaggio che ogni sera sta con noi e non viene intervistato, perché insomma di podcast, di interviste, di persone che chiedono cose, ce ne sono tantissimi, validissimi, ma noi volevamo proprio che venissero a fare la radio con noi, quindi commento delle notizie, cazzeggio, addirittura scrittura di sketch al volo dati al comico, il comico lo fa con noi al volo, in tempo reale, spot registrati al volo, mandati in onda, giochi con gli ascoltatori, semplicemente ogni sera c'è uno diverso. Ieri sera c'è stato Carmine Del Grosso, Carmine mi dicevi. Del Grosso, Carmine sì. Del Grosso che è stato ospite qui al Comedy Village, c'è stato anche Max Angioni nella prima settimana Sì. che sarà qui con noi domani, Laura Formenti Sì. e tantissimi altri Tanti comici altri, nelle sì, sì, prime... dovranno arrivare, non solo comici, perché verrà anche Momoca Banana sempre da Tutti a Ah, casa. Momoca, come verrai no? tu, Verrò io. Palacino. Scusa, A non proposito solo di non comici. comici. Aspetta, no, Cioè, fermi. a proposito di non aspetta. comici. Non sono comici, verrà Momoca Banana e tu. Scusa, E che tu? cazzo, ma che frase è? Non è una gaffa, era proprio quello. Proprio Lancia, quello Questo guarda, c'è un bel il comedy- clima del programma, Il c'è un Comedy bel clima. Village è il luogo in cui la mia autostima viene messa più a dura prova, ti dico solo questo. Chiara, come cambia la scrittura quando si scrive per la radio? Tu hai scritto, non hai mai scritto, non sei mai andata su un palco a fare live, tu no? No, Ok. me ne guardo bene. Cosa hai scritto prima di scrivere per la radio? Ma allora io ho scritto principalmente per la TV e poi principalmente per i fatti miei, nel senso articoli o racconti e cose di questo tipo. E, diciamo, scrivere perché venga detto l'ho fatto principalmente per la TV, sketch oppure per internet, quindi comunque qualcosa di anche visivo. E in realtà scrivere per la radio ha il vantaggio che un po' ci si può tanto attaccare all'improvvisazione, perché poi appunto c'è anche l'interazione con il pubblico che non puoi prevedere più di tanto, quindi c'è anche il rischio che poi tu scrivi qualcosa sperando che il pubblico ci caschi, zero, nessuna risposta. Invece poi ci sono casi dove Che intendi per risposta del pubblico in radio però? perché tendenzialmente, allora, noi facciamo la trasmissione e abbiamo sempre davanti a noi i messaggi che arrivano dal pubblico, nel bene e nel male, diciamo. Quindi ci arrivano le cose Qualunque positive, cosa. le cose negative e soprattutto spesso ci arrivano storie degli ascoltatori che molto spesso sono anche meglio di quello che tu hai preparato per il segmento dopo, quindi dici no, sentiamo al telefono questa persona che ha una storia incredibile ed è meglio di qualsiasi sketch tu possa fare in molti casi, anche poi per la resa che ha rispetto al pubblico, che sente una persona come loro che viene interpellata in radio. Mi immagino che in un certo senso anche quando si vede uno spettacolo live e si pensa che ci sia un monologo e poi succede un'interazione col pubblico che è talmente forte che ruba la scena, cioè da una parte Come pensi dinamica, cazzo sì. io c'avevo il mio pezzo scritto tanto bellino e invece non lo farò, però
Secondo me quando succede è proprio win-win, cioè ci guadagni tu che comunque hai fatto meno lavoro perché E hai portato dentro qualcuno e hai portato da dentro fuori. qualcuno che ha fatto sentire partecipe poi tutti quanti, quello è anche il In vantaggio. più la radio è come il maiale, non si butta via Via niente. No, cioè, esatto. quello che magari non usi il giorno X lo usi il giorno dopo, a meno Esatto. che non sia proprio una cosa di strettissima attualità, ma tanto poi l'attualità è sempre la stessa, nel senso che nel giro di un mese le notizie sono sempre quelle. Quindi Sì. io per esempio che ho scritto tantissimo in radio perché faccio questo da tanti anni, sai quante battute ho riciclato? Ma sono 4 battute le stesse che giro sempre, cambio Io di i solito soggetti. dico la stand up è come Dio, non si butta via niente. Ah, Perché è graffiante. questa il la buon tagliamo e siamo a 2. Sai che in radio Questa in puoi- radio non si Francesco- può Sai che in radio puoi dire che Dio non esiste, ma non puoi dire che Babbo Natale non esiste? Questo è un fatto Esatto, che sanno sì. in pochi. Sì, l'avevo seguita sta cosa. Se dici che Babbo Natale non esiste, ti cazziano Sei- dalla sì. pubblicità, Credo- dall'agenzia pubblicitaria fino agli ascoltatori tutti. È ti successo in cazziano. un programma televisivo che ha fatto polemica E qualche Lundini anno mi fa. pare fece questa cosa, ma anche a me è successo in radio di dire in una battuta che Babbo Natale non esisteva all'inizio e imparare sulla mia pelle che è una cosa che non puoi Non si dire. può fare. Dio non è un problema, cioè Dio puoi Sì. dire non esiste e lo dicono vabbè ci sta, ma Babbo Natale no, perché ci sono i bambini all'ascolto e i genitori dicono io voglio Certo. che mio figlio sappia che Babbo Natale non esiste. E magari nello stesso sketch avevo detto lo squirting che si Sì. spalma sulla Monna Lisa ed era tutto a posto, ma Babbo Natale no, non andava bene. Come colmi il silenzio dopo una battuta in radio? Perché tu, a differenza di Chiara, invece il palco l'hai frequentato per un bel po', fai l'improvvisatore ed eri nel primo storico gruppo di Satiriasi, cioè tu ti sei fatto quasi tutto il primo anno di Satiriasi. se non Tutto ricordo. il primo anno e un pezzo di secondo anno, pochi lo sanno. Infatti l'altro giorno ho sentito qui dire i 7 di Satiriasi, sono rimasto malissimo. Vabbè, ma perché 7 il cazzo, i eravamo 7 molti dal di più. terzo anno in poi eravamo 7, quando è diventato televisiva siamo lì. Quindi come colmi il silenzio? Cioè tu scrivi una battuta per la radio e ovviamente non senti la reazione del pubblico che sta a casa, in macchina o ovunque ti stia È ascoltando. vero, è verissimo, sì, non la senti, però abbiamo anche la fortuna di fare la radio in tanti. A DJ si fa la radio sempre non da soli, ma sempre in 3 o 4, per cui c'hai il regista che ride, il tuo compagno di programma che ride, per cui le risate comunque ce l'hai, le Arrivano. senti. Poi sai, quello della radio, almeno nel mio caso, è un lavoro molto tecnico, cioè le battute sono quelle che scrivevo col trio erano proprio quasi scolastiche, mi viene a dire, cioè sapevo esattamente che avrebbero funzionato, non per fare lo sborone, ma perché sono scritte in una maniera perché che- sei un po' sborone, lo possiamo dire. Ma- Lanci. ma perché Sei sai po' che a un sborone, certo- lo possiamo dire. Sì. ma perché sono Ah, ma tecnicamente giusto, ma quelle, tranquillo, no? non Cioè, è, è vabbè, una, no. una skill, è una skill. E per cui un po' lo sai che funzionano. Poi è chiaro che ci sta chi non ride, chi è, però c'hai le risate del trio. Il trio era molto bravo a ridere, a supportarti, e anche loro sono molto bravi a ridere, a supportarti. Quindi alla fine le risate ti entrano. L'importante è che siano risate che sembrino spontanee. Non c'è niente di più terribile. Senti un programma radio dove tutti ridono e tu non capisci perché ridono. Invece, se più o meno c'ha un senso, allora, infatti, a loro che lavorano con me dico sempre ridete se vi viene da ridere, se non vi viene da ridere non ridete, perché vuol dire che non c'è niente da ridere. Se invece voi ridete e il pubblico non ride a casa, si sente C'è un dissonante, contrasto, no? certo. È l'effetto striscia la notizia, dove le risate ormai secondo me Vanno. quello che mette le risate registrate non ci fa più caso, fa solo Sì. a caso, e quindi le mette in momenti dove evidentemente non c'è niente da ridere perché la battuta non è finita e tu da casa sembri ubriaco perché dici ma perché dovrei ridere qui? E ti esplode la testa. E quindi in radio è fondamentale che loro ridano se gli viene da ridere. Se non gli viene da ridere la battuta faceva cagare. Ma a me non succede. L'umiltà di Non è vero, Francesco Lancia, non è ragazzi. vero, non è vero. L'umiltà di Francesco Lancia. Non è vero, è così Stavo veramente. scherzando. Come cambia l'interazione a 3 e l'interazione a 2+1? Beh, allora l'interazione a 2+1 forse è un po' più semplice perché tu hai un terzo che è comunque un po' intimorito. Ok. E quindi sta un po' nel suo. Questo è molto comodo. E c'è da dire che forse il vero cambio che c'è stato tra quando eravamo in 3 con Frank alla conduzione e adesso che siamo in 3 con una variabile e Francesco alla conduzione è che prima non avevamo un conduttore comico, quindi era molto più pubblico da questo punto di vista, cioè effettivamente quando noi facevamo le nostre interazioni, improvvisavamo qualcosa eccetera eccetera, avevamo un presentatore che ci faceva un po' anche da pubblico, e invece adesso lui è un presentatore che può fare tutto quanto, Ok. no? Quindi può essere sia a spalla ma anche come dire comico principale. Anche la fascia oraria
credo che E cambi la fascia oraria completamente cambia le dinamiche, tantissimo. certo. La fascia oraria cambia tantissimo per più ragioni, cioè un po' i contenuti che possiamo proporre ovviamente cambiano perché difficilmente Non cioè, puoi squirtare alle 10 del mattino, no, immagino. la sera La si sera può sì. fare, anche perché se hai un bambino in macchina a quell'ora sono cazzi tuoi, cioè nel senso Ci fa un bambino, cosa sto ci fa un andando a bambino in Troie, cosa ci fa macchina? un bambino in Cosa fai? Cosa stai facendo? E per cui non è più nostra responsabilità. Cioè, a noi l'anno scorso, anzi quest'estate, era arrivato un messaggio di una madre evidentemente sconvolta perché il nostro programma stava andando in onda, il nostro programma precedente che era orario di pranzo, stava andando in onda all'Acquafan. E noi avevamo nominato en passant, tipo, forse detto la parola porno, sì. qualcosa del Ma genere. proprio citando Ma citando così, Panico. panico, ma qua i bambini vi ascoltano all'Acquafan, cioè già noi come all'Acquafan, aiuto, cos'è sta con cosa, tanto sta di storia? esposto, cioè lui, questa mamma voleva fare un esposto Sì. alla questura perché noi avevamo parlato di pornografia, ma Ma in non maniera molto avevamo leggera, parlato cioè, di solo per pornografia, averci cioè noi dato avevamo la detto allora la doppia penetrazione, cioè no, non era un discorso del genere. Quello lo facciamo Quello alle 10. a quest'ora, a quest'ora invece sì. Poi all'Acquafan di Riccione mi immagino tutti vestiti. Sì, Sì, esatto. Ma poi soprattutto che Giustamente. mettete DJ nella vasca dei Dei bambini. bambini, Cioè, scusate, no, ma comunque c'è no, ciao e belli poi che... l'altro vantaggio è anche che possiamo usare di più il tempo, cioè un po' abbiamo meno limiti stringenti con pubblicità o canzoni, insomma, da mettere per forza in un certo momento, eccetera, eccetera. Siamo un po' più liberi da questo punto di vista, il che significa non è che facciamo 10 minuti, però possiamo anche giocare di più se appare improvvisamente qualcosa di divertente. tirare Possiamo dentro. un po' improvvisarci sopra. Perché la vera grande difficoltà di fare questo tipo di radio, cioè una radio come DJ, è che rispetto per esempio faccio un esempio che conoscete tutti perché l'avete visto ieri sera, Tintoria è un prodotto fantastico, ma Tintoria lavora su tempi lunghissimi, no? Cioè in 5 minuti Rapone manco ha detto salve. Sì. Noi in 5 minuti Noi in 5 abbiamo minuti- disannunciato il disco, detto l'argomento e lanciato il disco successivo, oltre ad aver cazzeggiato. Perché dopo 5 minuti c'è un timer che comincia a lampeggiare e ti dice oh, devi mandare il disco, devi mandare il disco. Quindi tu devi pensare in blocchettini di 5 minuti. Quindi se anche fai uno sketch lo devi fare che duri 3 o 4 minuti al massimo. E poi Esatto. comunque quello della radio è un ascolto che a seconda della fascia oraria cambia radicalmente in termini anche di attenzione. Perché quando tu C'è stai a un uno spettacolo di target anche stand-up diverso, comedy... C'è qui il pubblico t'ascolta, ma voi se pensate a quando ascoltate la radio difficilmente ve l'ascoltate che state lì dicendo zitto, zitto, l'ascoltate facendo altro, guidando, quindi c'è un'attenzione magari un po' diversa e devi tenere in considerazione Noi lo anche capiamo questo. soprattutto dai messaggi perché magari qualcuno si collega al programma che è iniziato da 37 minuti e ci spiega una cosa di cui noi abbiamo parlato per tutta la prima mezz'ora, però ne abbiamo accennato in quel momento e dice ma sai che quella vede cosa lì io lo so, ne Però abbiamo fa parlato parte di- vorresti dirgli ma ne abbiamo parlato fino adesso e però ovviamente lui non lo sapeva perché è entrato in macchina in quel momento e ha iniziato È ad acceso ascoltare in in quel quel momento lì. Ed è anche il motivo per cui ripetiamo un sacco di cose. Sì. La notizia la diciamo 3 o 4 volte perché la gente si connetta all'improvviso. E se lo dovessero fare anche in tintoria la puntata Capito? durerebbe No, 62 esatto, ore, 3 esatto. giorni di puntata. Avete lavorato sempre solo per Radio DJ? No? No. Altre esperienze Io ne radio? avrei- sì, sì. Cioè, oddio, lavorare, se intendi lavorare come No, pagato, come speaker? no. Pagato, No. mamma mia, ste cose del Medioevo. Solo radio DJ. Eh. Gratis, no, io avevo fatto altre esperienze in radio, però appunto anche lì radio molto diverse, cioè io ho lavorato a Radio Onda d'Urto, cioè ho avuto un programma prima a Radio Onda d'Urto, poi Radio Raim che è una radio online invece. E lì appunto hai lo stesso vantaggio un po' dei podcast, cioè non è la radio comunque commerciale, quindi che prevede tanta pubblicità e tu hai gli orari in cui la pubblicità deve partire, cioè ci sono tutte delle dinamiche nella radio commerciale che prevedono anche una costruzione diversa del programma, mentre invece le esperienze che io avevo avuto erano molto più simili a un podcast, col vantaggio che potevo mettere la musica perché a differenza dei podcast spesso non si può mettere, quindi Ci sono alcuni momenti dell'anno, tipo sotto Natale, alcune fasce orarie, per citare la rigidità di un palinsesto radiofonico, in cui se noi sforiamo
che la pubblicità deve partire alle 15:53 e noi la mettiamo alle 15:53 e 3 secondi e sforiamo, sono migliaia di euro, tipo 15.000 euro di multa, ma non alla Sì, radio, a a noi. noi. Quindi noi stiamo un po' col culo stretto in certi A periodi. voi proprio, voi due. Voi- noi insomma, avete speaker, la a chi è lo responsabilità speaker, legale, sì, agli addirittura. speaker, sì, perché la Sì, fanno sì. alla radio e la radio si rifà su di noi da contratto, perché siamo noi a Maledetti a Radio DJ. sì, per questo è meglio andare in pubblicità 5 secondi prima che 5 secondi dopo, solo in alcuni periodi dell'anno quando c'è E a No, quel punto esatto. vi pagano di più o affolla- comunque ma il rimane ca- no, no, rimane quello. Tu hai No. lavorato per altre radio? Io ho lavorato da ragazzino, facevo un programma che si chiamava Banana Meccanica Late Night Show, eravamo giovani e stupidi, ed era su Radio Gamma Stereo Terni, una radio locale di Terni, gratis ovviamente, ai tempi degli ultimi anni di liceo, eravamo in 3, Ciccio, Pino e Parrucca, e facevamo un programma veramente molto stupido, però non era una radio commerciale, per cui andavamo in onda a mezzanotte, diciamo. Quindi non E avete- il primo programma, la prima puntata, la prima volta che andai in onda si aprì con una bestemmia di un ascoltatore al telefono. Tale- Io così non sapevo che fa, però è stato un battesimo Tale del fuoco. Magnotta. Non era il Magnotta, era tra l'altro un nostro amico che pensava Che fosse una carino. buona idea bestemmiare Iniziare al così, telefono. aprire la puntata così. Quindi non avete mai lavorato per le radio commerciali, quelle in cui gli speaker devono fare le pubblicità tipo della macelleria. Ma che c'è un altro sponsor, del Sparacimona? negozio di Che allora, dobbiamo- stiamo puntando ad altri sponsor. Ma mi piacerebbe sentire da Chiara Galeazzi e Francesco Lancia, che lavorano a Radio DJ, questa radio straordinaria, come sarebbe la loro vita da speaker se lavorassero per radio, dimmelo tu un nome. Locale? Il nome di una radio locale, quelle classiche radio in cui gli Radio- speaker sono costretti a leggere quelle... Radio Telecentrale Alfa. Radio Telecentrale Alfa, Di Francesco che regione Lancia è? e Chiara Galeazzi, Radio Centrale Alfa. Vi do dei nomi di attività Mhm. commerciali Sì. in 30 secondi, che è la durata di uno sponsor. Certo, che mi insegni. certo. Mi dovete fare uno spot. Ma va bene. Siete pronti? Vai. Macelleria da Piero. Ma Martina, dove hai comprato quella carne? L'ho comprata dalla macelleria di Piero. Macelleria di Piero, dove c'è la carne migliore di tutte le marche. Macelleria di Piero. Andateci tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, anche per i pranzi con la vostra famiglia. Macelleria domenica. Com'è che si chiama? Da L'ho già Piero. dimenticata. E Macelleria da Piero. E solo per oggi, per te, 2 bistecche, così una la mangi. Paraparappa. Ma cosa dici? Calzaturifici. Sai che, scusami, sai che una volta è successa questa cosa? Sempre momento Cioè, aneddoto. una volta l'hai mangiata la No. bistecca? Una volta è successa, No, sempre una, è una storica, l'ho mangiata. Sempre una è ne storica a frega. Radio DJ. Cosa succede? Uno speaker fa il programma, poi a un certo punto dice ci fermiamo un attimo, il regista preme e va la pubblicità in ordine. No? Ovviamente sono cose pagate, per cui c'è molta attenzione su questo. E Nicky, storico speaker di Radio DJ, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità e si spegne il computer. Per cui non va la pubblicità e il regista fa si è spento tutto e Nicky fa vabbè, che problema c'è? Prende l'elenco delle pubblicità e comincia a fare lui le pubblicità. Va, c'è la Opel Astra, una macchina straordinaria, ma senza avere il testo degli spot. Una macchina straordinaria, meravigliosa, immagino sarà bellissima. Bene, fate questo viaggio. Ed è rimasta una cosa storica. Compratene 2, così Beh, una... anche perché gli investitori sono super contenti di una roba Cioè, così. il Perché problema E lui Sì, sapeva capita. che se non fosse andata la pubblicità erano tipo 100.000 Sì, euro di multa per certo. lui proprio. Sì, o più che altro c'è gli investitori che ti Eh. vengono a richiedere i soldi. Di uno Per Sta cui a cosa, sto è, sta cosa è punto- terribile, vi multano a voi. È veramente terribile. Succede. sì. Però alla fine il controllo del traffico è nostro, quindi è nostro. responsabilità nostra. Come mi hanno educato bene a Radio DJ. No, hai capito? però purtroppo sono anche quelli che ci pagano, Sì. questi qua che Cioè, noi mettono campiamo, gli spot. noi campiamo grazie alla pubblicità e quindi va rispettata, salutiamola sempre. Viva Sì, il esatto. capitalismo, IP purra! Esatto. Oh, c'aveva ragione il commento, vedo, schiavi dei poteri forti, vedi? Ma noi, scherzi, Cioè, guarda che noi... Poteri forti, si chiamano soldi. C'avete Il numero di Soros Questi qui, se termini vuoi... generici. c'avete davanti una platea di giovani comedian che No, magari ferma tutto, eravamo noi giovani comedian. eravamo, Cosa è Lancia, successo? eravamo. Che magari hanno un'idea per un prodotto radiofonico. Che suggerimenti dareste a questi baldi giovani per coltivare il sogno di lavorare in radio? Ma non lo so, cosa Qual è il così? percorso? Perché Cioè, da dove inizi secondo oggi? me in questo momento probabilmente conviene prendere un'esperienza qualsiasi in radio, Sì, in anche una secondo radio me. qualsiasi,
oppure anche farsi un podcast, ma secondo me più l'esperienza radiofonica di qualsiasi tipo, cioè quando impari a annunciare, disannunciare un disco, prendere una telefonata, gestire un'intervista, cioè tutte queste cose base. Anche perché appunto uno può avere anche l'idea più formidabile costruita di un programma radiofonico, ma quando poi va in onda non sarà mai veramente così costruita. Cioè mi viene da dire, soprattutto in questo momento in cui l'impressione è che la radio funzioni anche tanto con gli ascoltatori, quindi devi lasciare comunque spazio a loro e a una parte di improvvisazione, per cui secondo me farsi un po' di ossa in una radio qualsiasi funziona, tanto poi alla fine anche le grandi radio quello guardano, se uno ha avuto esperienze di quel tipo, soprattutto perché poi vuole fare il presentatore. Poi il discorso magari cambia per chi ha più aspirazione a fare la spalla, lì allora è un po' diverso, però secondo me un'esperienza, una o due esperienze qualsiasi in una radio qualsiasi, web radio, qualsiasi tipo, è utile per prendere padronanza. Sì, è un po' come fare gli open mic per farsi filmare e avere il pezzo da far vedere in giro. La stessa cosa è fare l'esperienza radiofonica qualsiasi per avere un file audio da mandare poi a chi di dovere. Ma poi sai che entrare in radio è meno difficile di quello che sembra. Mi spiego. E restarci. No, nel senso non è così. A parte non c'è tutta sta spinta di gente che vuole entrare in radio in questo momento, perché viene vissuto purtroppo come un mezzo un po' in calo, in declino evidentemente. Ma più che altro forse le generazioni più giovani esatto, hanno meno a loro interesse. mi riferivo, ai giovanissimi, mentre invece la fascia nostra o anche quella appena inferiore abbiamo fatto recentemente, abbiamo aperto un po' a DJ l'annuncio per i provini, ne sono arrivati tantissimi, una montagna, però da una certa fascia di età che magari è quella più interessata. È interessante questo dato, cioè che i giovani... Sì. È perché c'è Twitch. Ma non è che c'è Twitch, c'è Spotify, banalmente ci in sono macchina. i podcast. Ma Sì, sì, ma esatto. giovanissimi sui podcast, tipo... Beh, però no, dico Spotify, ascolti la musica, la ascolti sì, lì, quello magari sì, quindi... no, però come creator secondo me probabilmente una fascia d'età molto più giovane, adesso è un discorso un po' da boomer, me ne rendo conto, ma una fascia più giovane apre Twitch, apre YouTube e prova a farsela da solo, visto che ormai senza il filtro dell'editore si può riuscire comunque, perché appunto ci sono delle piattaforme che te lo permettono. Quando tu vai a lavorare in una radio comunque ti metti nelle mani di un editore che volente o nolente delle decisioni per te le prende, ok? Sì. Per cui ti devi mettere in quelle mani e dire voglio fare questo mestiere qua. Però dicevo, entrare in radio non è così difficile, perché per esempio DJ è alla ricerca di voci, l'ho appena fatto, ha inserito nuove voci nel weekend, è sempre alla ricerca di voci. È che fare radio è molto facile, farlo bene è difficilissimo. Sì. Questa differenza è per me gigantesca. Io ancora oggi, quando sento Linus fare radio, adesso che faccio un po' di radio, capisco che fare radio come lo fa lui è veramente Cristiano Ronaldo, Maradona, cioè cosa non farebbe, non direbbe Lancia pur di tenersi Mamma il mia, posto veramente. di lavoro. Oh. mi rendo conto che roba- può sembrare questo, ma vi assicuro che avendolo fatto da un po', cioè facendo un po' di radio da conduzione, vedi che è un professionista. è veramente una quindi farlo è facile, accendi il microfono, dici il disco, farlo bene però è enormemente più difficile rispetto per esempio alla stand-up comedy, dove anche farlo non è facilissimo. Ok? Gli open mic ci hanno dimostrato di questi esatto. giorni. Lì secondo me lo scatto Cosa tra il cosa vuoi dire con No, questa- che si sono trovati comunque tanti Abbiamo giovani a visto un po' di testare gente. i propri pezzi e non tutti i pezzi vanno bene in un Ma open facciamo i mic, è nomi. normale Vuoi indicarli che anche? sia così. Allora, se vuoi ti do i nomi, ma li abbiamo Così già non li fatti negli altri chiamiamo. talk, quindi Ok. basta, se no mi denunciano veramente. lo scatto bullissimo. tra il farlo e il farlo bene è molto molto difficile, però fare radio di per sé è facile, cioè se voi andate in un radio locale e dite io voglio provare a fare radio, secondo me ci riuscite a fare radio, non è un problema, ma avete la voglia di fare radio? Perché è uno sbattimento, perché è un lavoro, va imparato, non è facilissimo farlo bene. Vediamo un po' se lo vogliono fare o se hanno altre curiosità. Spazio veloce alle domande. Non avevo dubbi che saresti stata la prima, non tu Mattia, no guarda Elisa Opezzo, non avevo dubbi che sarebbe stata la prima, adesso capirete anche perché, immagino che lo dirà. Vieni cialtrona. Elisa Opezzo! Ok. No, io faccio radio Mhm. e devo girare. Ciao, ciao, ciao. Perché radio? È una radio locale. In realtà a gennaio collaboravo per 3 radio, però ci sono molte restrizioni.
molte difficoltà. Io non penso di essere bravissima perché sono molto umile. Neanche noi, quindi tranquillo su E questo. mi metto tanto in gioco, però a parte questo, come si fa, no, nel momento in cui ti approcci alla stand-up come sto facendo io e non sono ancora così brava, a portare il proprio personaggio comico in radio dove ci sono tutte queste restrizioni, perché io lo trovo molto difficile e quindi cioè, vi volevo chiedere un Lo consiglio. capisco. Ma aspetta, però che tipo di programma fai in radio? Ma in realtà finché non divento abbastanza brava come comica, perché io mi alleno negli open mic, faccio un programma di notizie e mi piacerebbe dare le notizie in maniera abbastanza comica. Però per esempio una radio locale per cui ho collaborato fino ad aprile voleva solo notizie ANSA della Valle d'Aosta. E io cosa dicevo? Nonostante Gente fossero che si ammazza, ridiamo. in E Piemonte. poi dovevi stare attento, ho fatto un'intervista e mi hanno mandato una lettera. Aia. Aia. Perché veramente... Beh, allora, lì secondo me vale una regola di altro tipo che però credo valga anche per la televisione come per i giornali, eccetera, eccetera. Comunque, se l'editore ti chiede una cosa, quella devi fare. Sì, ma infatti la pratica c'è. Per quello, secondo me, la cosa, cioè a quel punto mi viene da dire, fai vedere che cosa fai sul palco a loro e fai una proposta di palinsesto, ma cioè per il palinsesto, ma cercare di piegare un tipo di programma alla tua personalità, cioè o comunque a quello che vorresti fare, può essere anche percepito come respingente da parte di un editore che dice no, a prescindere, cioè magari sei bravissima però no, io ho deciso che si fa questa cosa. Mi viene da dire questo forse, cioè soprattutto quando si tratta di notizie, perché poi c'è la questione notizie, attualità, lì si apre anche un altro tema, perché appunto la questione di offendere qualcuno rispetto al comico, per dire, quando si è sul palco, quando si fa leggere un articolo a qualcuno, vale anche in radio, cioè c'è il rischio che appena tocchi l'attualità ti arrivino un sacco di persone che ti scrivono non ti devi permettere questa cosa. Noi appena diciamo Meloni c'è sempre qualcuno che dice non dovete parlare, come vi permettete, quindi o se dici la parola vaccini o vaccino anche parlando di latte comunque arriva un Novax che sclera, quindi da questo punto di vista forse l'ambito delle notizie è quello forse più delicato, mi viene da dire. Però sai, aggiungo, onestamente, non perché abbiamo fatto il workshop insieme pochi minuti fa, ma l'unico punto di contatto fra la stand-up comedy, anzi fra lo stand-up comedian e il conduttore radiofonico è la spontaneità, perché tutto il resto, se io vado in radio e mi metto a fare un pezzo di stand-up comedy sento i grilli dall'altra parte, nel senso che è proprio un linguaggio diverso, è una cosa diversa. Già su un podcast lo posso capire di più perché c'ha tempi un pochino più lunghi, c'ha un ascolto un pochino più attento. Ti dicevo, tu sali su un palco per fare stand-up comedy e c'è gente che ti ascolta. Vai su un microfono a parlare di radio e c'è gente che dall'altra parte sta girando il sugo e pensando alle bollette, quindi non è detto che ti ascolti con quel livello di attenzione. Poi magari ti riascolta in podcast, per esempio io i miei pezzi col trio, quelli che facevo la mattina che erano molto scritti, sapevo che non funzionavano tanto in diretta, funzionavano nel podcast, funzionavano nelle registrazioni dove tu ti scaricavi e te lo ascoltavi con grande attenzione. Ma l'unico punto di contatto che vedo tra stand-up comedian e conduttore radio è veramente solo la spontaneità, perché poi le prime volte io ci provavo a fare battute forzate e Linus mi prese da parte e mi disse guarda che non devi cercare di far ridere, devi ascoltare gli altri e reagire a quello che succede. E tu, ok, hai ragione, come nell'improvvisazione, va bene, lo fate. Però io non so perché in radio mi ero convinto che dovessi fare il simpatico e quindi mi è stato detto no, non devi fare il simpatico, devi reagire a quello che succede e essere spontaneo. Grazie. Figurati. Angelo. Nel frattempo è arrivato Rapone. Ciao Rapone. Ecco cos'era questa energia. Abbiamo se tu dici NordVPN 3 volte loro appaiono come Beetlejuice. Posso? Puoi. Allora, il tema di oggi è radio e comicità. La mia domanda è, secondo voi La Zanzara è un programma comico? Se si può dire. Perché non si può dire? Non si può dire. Non credo che abbia quel presupposto. Cioè, per me un programma comico è se le persone si mettono lì e si dicono facciamo un programma comico. Secondo me non è quella l'intenzione. È un programma provocatorio
che in certi casi può far ridere, però forse non lo definirei un programma, cioè è comico come sono comiche le cose cringe, cioè involontariamente, ed è questo che le rende cringe ed è questo che le rende comiche, il fatto che sia involontario. Poi lì in realtà c'è dietro un master of puppets non indifferente, però non... Salutiamo? Che salutiamo. Perché è nella mia agenzia, quindi Che ciao salutiamo, Giuseppe. che non è numero nella uno. mia. Perché nella mia Tu c'è non lo Tinti, saluti, per te. dire, insomma, siamo belle persone. No, quindi io non lo definirei onestamente un programma comico, perché credo che neanche loro si definirebbero così, loro della No, Zanzara. non penso né Cruciani né Parenzo. Però Però esatto. secondo me in Cruciani un po' di volontà di far ridere c'è. È una comicità. Però è una volontà di Però provocare, è non di provocatoria, far sì, ridere, è l'obiettivo- diverso. Sì, però sai, Ci sono un sacco di comici che Zanzara hanno la di volontà comedy. di provocare, ma sono delle cose diverse, cioè le premesse sono diverse, però secondo me. ma è quella roba di signori, guardate questo, c'ha 3 orecchie, quanto è buffo! Cioè il circo, no? È il circo, però quello dei freak. Però secondo me è un tipo di comicità un po' bulla, un po'. Però faccio fatica a dirti che non c'è un intento comico da parte di Cruciani. Secondo me è come mettere un pedofilo in un asilo. Cioè è chiaro che è una roba drammatica, però qualcuno potrebbe pure trovare buffo, capito? Cioè nessuno dei presenti o dei parenti dei presenti, però qualcuno lo potrebbe trovare pure buffo. Forse devo usare No, ma una trovare metafora, una cosa- forse una segnare, metafora- usare una metafora diversa. Pedofilo Sì. asilo no. No. Non diamo idee Grazie. alla Zanzara. Però è una bellissima domanda, perché non ci avevo mai Mettere pensato. Cruciani in un asilo. Se Non so c'è- come- che cosa no, potrebbe idea. venire fuori. Secondo me sì, secondo me c'è un intento comico da parte di Cruciani. Secondo me c'è. Ma non è, Però non è un però programma la provocazione comico, perché è diversa dalla non è un dal programma- comico. No, non è un che ha programma un comico, intento vuole comico. essere un programma di provocazione. Però secondo me lui un intento comico ce l'ha. Cioè l'idea di voler far ridere ce l'ha. Lui perché- sarebbe secondo me uno straordinario stand-up comedian. Mm. Ma entrambi, secondo me, potrebbero riuscire entrambi sul palco. Su questo sono meno convinto. No, cioè, Però poi- secondo me lui quando mette insieme Parenzo e Flavio Champagne è chiaro che spera che da questo contrasto nasca una cosa divertente, tant'è che lui ride. Quindi secondo me un intento comico nella provocazione ce l'ha. Però la sua è una risata da sono riuscito a fare casino, però Ma non, è la non stessa, è... adesso non per fare polemica, però è la stessa risata che tanti comici anche blasonati salgono sul palco e la sparano grossa solo per dire sbarra e tutti Esatto, Cioè, è un ma po' loro quella roba lì. salgono essendo comici. Cioè è quello che io dico. Non Io è non un vorrei che programma questa mo domanda- litighiamo. No, basta. Infatti, cioè, non No, no, succede deve spesso, essere la causa dei No, vostri no, no, litigi. no, siamo- Cioè, allora, la prima domanda che Mattia Grossi si permette di rivolgere in questi lunghissimi 5 giorni. Apprezziamo l'umiltà e l'arte di stare al suo posto. Vieni, Mattia Grossi. Ciao Mattia. Mattia Grossi Mattia è the Grossi. best of Tintoria, cioè fa sempre domande a Tintoria si fanno le domande? Ieri sera hanno fatto le domande. Ieri sera per la prima volta hanno fatto le domande. Martufello ha lanciato le domande dal pubblico a Tintoria. Ma è un format nuovo. Fate canale extra di YouTube, Tintoria extra con le domande del pubblico, guarda. Ah. Solo la puntata di ieri. Che Ma ha devo da- raccontato un posto strano dove ha cagato o no? Ah, ok. Non vediamo l'ora di Lo vederla, vogliamo guarda. sapere. Non vediamo l'ora di vederla. Io ho una domanda tecnica, cioè la scrittura per radio, quando Sì. si fa stand up per capire se un pezzo funziona, hai modo di provarlo davanti a delle persone. Con solo la scrittura come si fa a capire se un pezzo funziona? Mhm. Eh, Lo senti dentro di te. È Devi una sentirlo dentro di te. sensazione. Allora, ovviamente la risposta è che non lo sai, non ne hai la certezza che funzioni, però se ti hanno detto che l'unico modo per sapere se una battuta funziona è salire sul palco e provarla è una menzogna, ok? Sì. Nel senso, Ma sono dei sadici quelli che te lo dicono, sappilo. nel senso che... O sono delle- Cruciani direbbe una cosa del genere. No, o ok? sono degli Cruciani. insegnanti di stand-up comedy che No, ti vogliono- sono per- Che sono devono prendere il occupare delle workshop. serate. No, nel senso che esistono ovviamente delle tecniche comiche per cui tu sai che nel 99% dei casi una cosa funziona, ok? Con il pubblico giusto, io so qual è il pubblico a cui mi riferisco, quindi so che un determinato tipo di battute 9 su 10 funzionano. È anche un contesto molto dopato il nostro, no? Nel senso che noi, almeno nel programma del trio, venivo i primi anni ho fatto un po' fatica, ma dopo un po' vivevo tutto di bias di conferma, cioè il pubblico sapeva che io facevo ridere e quindi automaticamente anche se dicevo pipì, genio, però
magari non era divertente. Però in generale tu riesci a capire se una battuta è ben scritta oppure no, anche solo dal punto di vista tecnico. Il problema è che poi nel dirla tu puoi rovinarla quella battuta, puoi non dirla bene, la delivery può essere sbagliata, ci può essere un tempo sbagliato, può non essere il giusto pubblico. Può essere che qualcuno te la bruci, Può anche essere che qualcuno te la degli bruci. altri. Esatto. Succede. Quindi questa cosa può succedere, però in teoria quando tu scrivi, i comici professionisti, diciamo così usando questo termine un po' abusato, quando scrivono una battuta lo sanno che funziona e non è che dicono ah no questa non funziona la butto, ma prima dicono ah no questa non funziona l'ho detta male, quindi la ripeto 3-4 volte fino a che non funziona. Cioè è strano che tu scrivi una cosa e dici oddio questa proprio non so se funziona o non funziona, soprattutto quando lo fai da tanto. Detto una cosa sconveniente? No, però dopo il pedofilo puoi dire No. qualunque cosa, lancia. Cioè, pedofilo- io lo Infatti. dico da persona che non va sul palco, ma quando scrivo lo so che cosa, cioè qual è una battuta che funzionerà, quale funzionerà meno, perché magari o la capisco solo io o non è scritta in un modo giusto per far ridere, allora la edito finché non sento che suona da battuta a far ridere. Poi appunto La edito. la edito, certo, io mica salgo sul palco, la edito da sola tutta nella mia testa. Poi, ripeto, tra lo scriverlo e il far sì che tu sali su un palco, la dici e il pubblico ride, c'è tutto un altro pezzo del lavoro che è appunto la delivery, impari a dirlo con i tempi giusti, con le intonazioni giuste e allora funziona. Ma scrivere una battuta che è tecnicamente corretta lo si impara a farlo facendone tante, scrivendo male tante volte, però a un certo punto lo impari, no? È No, di ecco. fatto quello che fanno gli autori. Io quando faccio l'autore e scrivo per, che ne so, Saverio Raimondo, non è che gli posso dare delle battute di cui dico, vabbè, queste forse funzionano. No, io so che queste funzionano, poi lui sceglie quelle che gli funzionano di più a lui e le dice, però che le battute funzionano tecnicamente almeno sono fatte bene, ecco, questo è il punto. No, e So che poi- può sembrare arrogante, però è una roba di tecnica, cioè non so come dire, è una roba di... Vabbè, roba di tecnica. cioè, se Poi- studia il comico, brava Avelia, cioè... Siamo nel posto Poi appunto giusto. la scrittura per la radio è una scrittura che arriva fino a un certo punto, perché poi comunque almeno che uno non abbia nel suo programma previsto un pezzetto che è solo per lui e per il suo pezzo, racconto, eccetera. Per il resto scrivi fino a un certo punto e poi il resto è È più un improvvisazione. canovaccio. Sì, esatto, cioè è più Un da dove, percorso da è più da seguire, dove ok. partiamo, esatto, è più gioco in questo senso, quindi sì, c'è anche quel vantaggio poi che appunto nell'improvvisazione ti vengono anche perdonate le battute dette un po' male, perché sì, viene da ridere, ti fa ridere il fatto che magari uno abbia lanciato una cosa del genere e non sia entrata tanto. Strizzo l'occhio ai miei allievi di oggi pomeriggio, è la spontaneità che conta di più Esatto. rispetto al testo. Grazie Mattia. Grazie. Roberta. Allora, ciao Roberta. Allora, Ciao, io Roberta. vivo in Francia. Mhm. Lo sanno tutti, però, vabbè. Così per vantarti lo No, dici? infatti no, è solo per dare un punto di vista. No, non mi, cioè, non è. Scherzo. no, veramente, cioè, non so. Ci mancherebbe, poi Vabbè, insomma, non comunque. c'avete il bidet. Bellissimo quindi- paese. Ho la douchette, però così. Allora, no, è che da quando sto in Francia mi sono resa conto di una forte differenza. Io ascolto sempre Radio DJ. Grazie! One Nation, Grazie. One Station, One Love. Assolutamente. Poi sono passata anche tante volte dalla Francia con il trio. Sì, Ah, sì, fantastico. sì. Oui, oui. E a parte quello, in Francia ci sono un sacco di radio dedicate all'umorismo. Sì. Cioè, rire chanson. Cioè, tu guarda, vedi che faccio la figa, non riesco neanche a dire chanson. Figurati io. Ok, però ho imparato a usare il microfono, oggi, grazie. E poi tutte le trasmissioni, effettivamente la parte di attualità, Mhm. vengono usati tantissimo i comici per le chronique quotidiane, ma in tanti anche, Bello, anche in BFM, cioè anche in radio. I paesi civili, che bello. I paesi civili, anche in Inghilterra è così. Che bello. Così. Forse ci sono tutto quelli tranne di in comedy Italia. che possono Facci fare. sognare. Ed è enorme questa cosa, cioè nel senso che c'è una cultura anche di ascoltare l'umorismo su Rire la Chanson, quella lì, riso e canzoni. Ma ci fidiamo. Praticamente la sera fanno anche Sorrisi e passare- canzoni, volevi potrebbe dire, essere, forse. potrebbe TV, essere un'idea sorrisi. per Vincenzo, Per un anche per giornale. il Comedy Club, di fare una radio così. E quindi vabbè, con le tue risposte penso che aver capito che può essere Che legato Italia- alla libertà di espressione. Sì. o Ma di stanza, no? allora, non Però credo è una sia una curiosità. questione di libertà di espressione, onestamente. Credo che sia una questione di... Grazie.
come dire, di scelta editoriale, non lo Temo so. Allora, anch'io. qui secondo me l'Italia, questo è un discorso che io faccio anche rispetto alla letteratura, all'editoria. Questo è un paese che non vede di buon occhio la risata, cioè la vede di buon occhio solo se spariamo veramente delle stronzate, ma nel momento in cui l'associ anche solo vagamente all'attualità, qualcosa che non sia proprio le scoregge sotto le ascelle, stanno già tutti più sull'attenti, perché appunto c'è il timore di violare qualche sensibilità. Cioè, a me fa ridere che parliamo adesso di non si può più dire niente. In Italia da una parte non si è mai potuto dire niente, dall'altra si è sempre potuto dire tutto, cioè c'è questa doppia cosa. E quindi secondo me c'è anche un po' di protezione da questo punto di vista, cioè evitiamo che si faccia questa cosa, evitiamo di fare appunto che ci sia sempre il comico, cioè il comico è una presenza, una piccola bollicina che c'è dentro uno spazio e che come bolla può scoppiare appena c'è un problema. Credo che sia questa la questione, perché poi esattamente nell'editoria, ad esempio, esiste nelle librerie lo scaffalone dei libri dell'umorismo che sono lì a prendere polvere, mentre poi ci sono i libri quelli veri che sono altri. Quindi secondo me c'è proprio un discorso legato alle scelte editoriali in generale qua in Italia. Poi appunto, sai, quando si parla invece di radio di intrattenimento, lì il discorso cambia, nel senso che a quel punto noi ad esempio lavoriamo in una radio dove non viene fatta satira, cioè ci sono degli spazi per la satira, ma non è una radio pensata per fare ad esempio approfondimento politico, non lo so, cioè non c'è quello spirito lì. In altre radio poi viene percepita come comica la Zanzara che però comica non è, non so, secondo me è una questione proprio generale dell'Italia. Sì, se pensi che noi non abbiamo riviste satiriche, a parte forse il giornalone di Bottura, che però è un inserto da stampa, e mentre invece in Francia ce ne stanno 7 o 8 di riviste proprio satiriche con vignette Dedicate a satiriche. Cioè, qua in Italia se ci fosse una rivista, cioè le riviste satiriche, Capito? Io ti rispondo così. cioè nel senso sono talmente importanti che ci fanno gli attentati, non so come dire. Qua in Italia c'è un'intervista, c'è una rivista umoristica così, è tipo chi se ne frega, cioè andiamo da altre parti più interessanti. Io ti rispondo così: la comicità è cultura, e la cultura in Italia sta messa che al primo posto dei libri più venduti c'è il libro del generale Vannacci. Allora non è vero, adesso c'è la Kingsley. Felicia Kingsley? Che c'è Felicia Allora Kingsley. ritiro tutto. Raga, siamo a posto, cultura Allora ritiro tutto. salvata. Grazie a te. Grazie alla domanda di Roberta. Grazie. Ultima domanda, viene Alessandra. Quanto abbiamo... ci siamo un po' dilungati. Ciao, io Ciao. volevo chiedervi quanto conta la dizione per fare radio, perché per un comico, per esempio, una dizione non perfetta può essere una caratteristica, e in radio quanto conta la dizione? Io ho un aneddoto. Show. Vado con Io l'aneddoto. c'ho un aneddoto. Vado con l'aneddoto. L'aneddoto di... C'entrano asili? No. Ok. Ma pedofili. No, scherzo, no. Possiamo raccontare l'aneddoto. L'aneddoto è che io avevo cominciato a fare radio da pochissimo. Allora io ho fatto radio con il trio su Radio DJ, sono 15 anni che sto su DJ. Quando ho iniziato non parlavo, ma facevo un sacco di teatro, e in più avevo fatto un fantastico e mirabolante corso di doppiaggio, per cui avevo imparato la dizione. E quindi le prime volte che andavo in voce, qualche anno dopo che ero entrato a DJ, parlavo in dizione. Quindi eccomi signori, sono arrivato da voi con le C molto pulite. Lucia va dal macellaio, Luciano Cecioni. Ovviamente sto esagerando, però insomma cercavo Ciccioni, dove ce- comprare? No, Esatto. non è un... Cercavo di Compralo. usare- Quello di prima. È stata me, macelleria da Luciano Ciccioni. di usare la dizione pulita, e a un certo punto, anzi, mi ha bussato Linus, il capo, e mi ha detto nope. In che senso? Dico no, la dizione la parlano solo i doppiatori in questo paese, quindi non serve. E lui mi ha detto significa che tu devi essere comprensibile da tutti, ma devi essere spontaneo, devi essere te stesso. Quindi se ogni tanto ti scappa il ternano, va bene, non parlare in ternano perché non è Radio Terni, quindi è una radio che va da Valle d'Aosta fino alla Sicilia, ma non è la dizione che conta. La dizione raffredda un po', a meno che non sei incredibilmente bravo da riuscire a parlare in dizione ed essere allo stesso tempo spontaneo. Esistono persone che fanno questa cosa, sono incredibilmente bravi. Io evidentemente non lo sono, avevo anche iniziato da poco, ma non sono migliorato. E lui mi ha detto cerca di non parlare in dizione pulita, ma preferisci la spontaneità.
quindi se ogni tanto scivoli su una S o su una C, pazienza, l'importante è che tu sia te stesso, ed è un suggerimento effettivamente molto utile. Se voi ascoltate Radio DJ sentite tutto molto comprensibile, ma c'è il milanese, il bresciano, il toscano, il napoletano, è comprensibile, ma la cadenza ce l'abbiamo, l'accento ce l'abbiamo. Poi è chiaro, non è che è appunto non è che è incomprensibile, inintellegibile. Sono però sfumature. Certo. la dizione ti aiuta in tante cose, ti aiuta nel controllo di quello che dici, nel poter parlare veloce, per esempio in alcuni momenti, ma se ti ingabbia forse meglio di no. Che è un po' la stessa cosa, come dicevi tu, che succede con la stand-up. Una dizione pulita e perfetta ti fa perdere di spontaneità e quindi di immediatezza col pubblico. Grazie cara, grazie Francesco. Grazie Pietro, Grazie. andiamo a ubriacarci. Ce ne sarebbero tantissime altre domande da farvi, ma i tempi qua al Comedy Village corrono. Questa puntata, questa Peritalk, ovviamente sarà caricata come le altre sui canali social di Comedy Central. Potrà essere visibile in tutto il mondo. Tagliate quella cosa dell'asilo. A patto che in tutto il mondo te lo puoi vedere se... C'hai NordVPN. Ah. Grazie mille Chiara, grazie mille Francesco. Grazie, Ale. grazie a tutti. Grazie.